Nuraghes Marathon Sardinia, successo e controversie della prima edizione. Avete mai immaginato un evento sportivo che mescola la sfida della maratona con la bellezza selvaggia di una terra antica, regalando emozioni inattese fino all'ultimo metro? La prima edizione della Nuraghes Marathon Sardinia è stata proprio questo, un trionfo di sport e paesaggio, culminato in un finale sorprendente. Immaginate, oltre 330 atleti pronti a sfidare i mitici 42,195 km, un numero record per la Sardegna, con quasi 320 di loro che hanno tagliato il traguardo nel cuore di Oristano, sotto la storica Torre Mariano in Piazza Roma. La mattinata è iniziata con la partenza da Piazza Roma, snodandosi tra le strade suggestive del Sinis. I concorrenti hanno dovuto affrontare non solo la distanza, ma anche il caldo umido, fortunatamente alleviato dai ben forniti punti ristoro. Ma l'imprevisto era dietro l'angolo. Un errore di percorso ha stravolto le prime posizioni maschili, costringendo i leader a una deviazione di circa 4 km. E così, con un colpo di scena, Vincenzo Salis dell'Atletica Budusò ha conquistato la vittoria con un tempo di 2:39:20, migliorando il suo personale. Alle sue spalle si sono piazzati Evans Kipkorir, 2 ore 40 minuti e 29 secondi, e Mario Fadda, 2 ore 42 minuti e 29 secondi. Un finale inatteso che ha premiato la tenacia di Salis, in una maratona che in Sardegna mancava da ben 7 anni. L'ultima maratona si era tenuta a Cagliari nel 2018. Nella competizione femminile, invece, la keniana Maria Gorette Subano, Caivano Runners, trasferitasi in Italia per motivi di studio nel 2010, ha dominato la gara con un impressionante 2 ore 46 minuti e 23 secondi, giungendo addirittura settima assoluta. Nonostante l'errore di percorso, la sua performance è stata inarrestabile. A seguire, Valentina Raponi, 3 ore 17 minuti e 16 secondi, e Maria Elena Malune, 3 ore 25 minuti e 40 secondi, hanno completato il podio femminile. Ma la Nuraghes Marathon Sardinia non è stata solo la maratona. Ben 116 atleti hanno partecipato alla combattutissima prova di staffetta, vinta dal quartetto composto da Mario Lagana, Giuseppino Cossu, Marco Mattu e Tiziano Melia in 2 ore 44 minuti e 44 secondi. Inoltre, 124 persone hanno partecipato a una camminata di 5 km. In totale, l'evento ha visto la partecipazione di oltre 550 appassionati tra podisti e camminatori. Nonostante qualche segnalazione di disagio legato alla gestione del traffico, soprattutto a Torre Grande, il successo della prima edizione organizzata dall'associazione Numas di Sassari è stato indiscutibile. Il progetto prevede di riproporre la maratona nei prossimi anni, toccando i territori di Baromini e della Marmilla nel 2026 e il Meilogu nel 2027. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio di diversi enti, tra cui la Fasi, la Regione Sardegna, i comuni di Oristano e Cabras, la provincia di Oristano e diverse fondazioni e associazioni, e si è svolta sotto l'egida di FIDAL e WISP. Riusciranno le prossime edizioni della Nuraghes Marathon Sardinia a regalarci altre storie di sport, passione e colpi di scena in un contesto naturalistico e culturale unico?